Che in alcuni giorni tra il 3 aprile e il 26 luglio 2026 ogni visitatore di Venezia è tenuto a pagare direttamente al Comune di Venezia un contributo di accesso. Per beneficiare delle esclusioni o delle esenzioni e per tutte le informazioni riguardo le modalità di pagamento, visitate il sito cda.ve.it. La violazione è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 25 ad euro 150 emessa dal Comune di Venezia. Dear passengers, please note that on certain days between the 3rd of April and the 26th of July 2026, all visitors to Venezia are required to pay an entry fee to the municipality of Venezia. To access any applicable exclusions or exceptions to the entry fee, and for more information on how to pay, visit cva.be.it. An infringement will result in a fine of between Euro 25, Euro 150 issued by the municipality of Venezia. Mezzogiorno, una o la visita iniziale, comunque se non sbaglio, 1:30, con una forse. Informiamo i gentili passeggeri che dalle 9:40 alle 12:40 nei giorni 25 e 26 maggio, per lavori di manutenzione infrastrutturale nella stazione di Padova, alcuni treni del regionale della tratta Monselice-Padova subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus. I canali di acquisto sono aggiornati. Maggiori informazioni su trenitalia.com. Biglietterie e assistenza in stazione. Call center 889 20 21. Guarda, vediamo, ti chiamo dopo casomai, dai, vedo se il treno recupera. Ok, bene, ciao, grazie, ciao.
Siamo in arrivo a Terme Euganee, Abano, Montegrotto. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. Si informano i titolari di abbonamenti intercity e regionali di Trenitalia che è possibile verificare il diritto all'indennità secondo il modello di calcolo definito dalla delibera ART numero 106/2018. Informazioni e limitazioni sono disponibili su www.trenitalia.com presso le principali biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Informiamo i gentili passeggeri che dalle 9:40 alle 12:40 nei giorni 25 e 26 maggio, per lavori di manutenzione infrastrutturale nella stazione di Padova, alcuni treni del regionale della tratta Monselice-Padova subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus. I canali di acquisto sono aggiornati. Maggiori informazioni su trenitalia.com. Biglietterie e assistenza in stazione. Call center 889 20 21. Passeggeri, vi informiamo che dalle ore 21 di domenica 17 maggio alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo SDS, Trenitalia. Trenitalia si è proclamato da sigle sindacali autonome. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su trenitalia.com. Biglietterie e assistenza in stazione. Call center 889 20 21. Dear passengers, from 9 p.m. of Sunday the 17th of May to 8:59 p.m. of Monday the 18th of May, there will be a national strike of the staff of the FS Group, Trenitalia, Trenitalia and Train all called by autonomous trade unions. Trains may be subject to changes or cancellation. The strike may result in changes to the service even before it starts and after its conclusion. Info on Trenitalia.com. Ticket opposite and assistance services at the stations. Call center 889 2021. Informiamo i gentili passeggeri che, il 22 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Padova, alcuni treni delle relazioni Verona-Venezia, Bologna-Venezia e Castelfranco-Veneto-Padova subiscono variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni. I canali di acquisto sono aggiornati. Maggiori informazioni su trenitalia.com. Biglietterie e assistenza in stazione. Call center 889 20 21.
Siamo in arrivo a Monselice, con un ritardo di 16 minuti. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. We are now